Cari telespettatori, rieccoci insieme. Con noi abbiamo il piacere di riavere qui in studio Elisa Venturini, ben ritornata. Grazie, piacere mio. Grazie, dottoressa, vicepresidente dell'ANCI Veneto, vice sindaco, quindi un'esperienza incredibile, delega poi alla protezione civile. Sì. E allora la sfrutteremo, tra virgolette, per le sue varie competenze. Ci sono vari ambiti, perché da un lato vogliamo approfondire il tema del ruolo che ha avuto e della protezione civile in sinergia con l'attività svolta dai comuni in periodi di emergenza recentissimi, sperando che non si ripresentino, però bisogna essere sempre avere l'allerta molto alta. Dall'altro parleremo dei comuni, situazioni molto particolari che si stanno verificando sempre in modo più frequente relative al personale, quindi disagi, difficoltà, cosa si può fare, che interazione si può avere con il governo per riuscire a risolvere questo problema di un turnover che è difficoltoso. E questo quindi anche posti di lavoro che potrebbero liberarsi. E poi terzo elemento, parleremo anche del ruolo delle donne nell'ambito dell'attività politica, visto che ricorre anche una giornata importante, quella del 25 novembre. E quindi insomma diversi interventi, vediamo se riusciamo a parlare di tutto, perché sono con tutti interessanti, tutti tra l'altro. Interessanti assolutamente. Sì. Prima di tutto protezione civile. Cosa vuol dire avere nell'ambito dell'ANCI questa delega alla protezione civile? Che cosa comporta, che tipo di organizzazione c'è, perché i cittadini non sono bene al corrente del funzionamento proprio della macchina. Beh, intanto spieghiamo che cos'è l'ANCI, giusto per ricordarci una volta in più esattamente, perché ANCI è l'acronimo, significa Associazione Nazionale Comuni Italiani, ed è l'associazione che rappresenta i comuni d'Italia. È articolata poi in ogni regione, le cosiddette ANCI regionali, la nostra è ANCI Veneto. Io ho il piacere e l'onore di rappresentare appunto attraverso ANCI Veneto i comuni veneti, e la presidente è Maria Rosa Pavanello, e poi siamo 3 vicepresidenti. In particolare per quanto riguarda la protezione civile, come ANCI Veneto cerchiamo di dare un supporto alle amministrazioni proprio in una materia così complessa come la protezione civile, che vede i comuni impegnati in prima linea e il sindaco, autorità di protezione civile, persona particolarmente esposta perché ha delle responsabilità. Perché non dimentichiamoci che quando si verifica una calamità e comunque il sindaco è chiamato ad intervenire, se ci sono delle problematiche, se ci sono delle responsabilità, deve rispondere il sindaco, perché è lui che gestisce comunque i volontari di protezione civile, è il sindaco che dà disposizioni per affrontare l'emergenza e per superarla e per dare assistenza alla popolazione che viene colpita da una calamità. Ecco che come appunto Associazione ANCI Veneto cerchiamo di dare un supporto ai nostri amministratori, ai nostri sindaci, ai nostri assessori consiglieri, proprio per cercare di far fronte alle calamità che si possono presentare. E di recente abbiamo anche realizzato una pubblicazione, un vademecum, una sorta di prontuario di protezione civile, dove vengono indicate proprio le operazioni che deve fare un amministratore in occasione di una calamità, che sono molteplici, possono essere l'alluvione, piuttosto che l'incendio, piuttosto che la tromba d'aria, il terremoto, quindi sono tantissimi fatti che inaspettatamente si possono verificare, ed ecco che l'amministratore deve essere pronto. Ecco perché a volte si diventa sindaci per elezione, però non è che si ha una competenza, che c'è una scuola di preparazione eccetera, ci si trova addosso una serie di competenze molto molto importanti, con delle responsabilità altissime. E commettere un errore, poi vediamo anche in grandi comuni che cosa succede. Potrebbe essere fatale per il sindaco in termini di responsabilità, ma anche per gli stessi cittadini. Il fatto di non dare ad esempio un allarme nei tempi prescritti, il fatto di non avere un piano di protezione civile per la gestione delle emergenze espone il rischio a delle responsabilità. Ecco, avvisare i nostri sindaci, informarli, dare un sostegno, questa è la nostra funzione fondamentale. E bisogna secondo me sfatare anche un mito, cioè che per fare gli amministratori pubblici basta avere buona volontà ed essere onesti. Non è assolutamente vero. Per fare l'amministratore pubblico, poi neanche perché sta passando un po' questa filosofia che bisogna essere persone nuove, magari senza esperienza, e ricoprire degli incarichi. Non è assolutamente così. Soprattutto l'amministrazione pubblica, soprattutto la politica, richiedono comunque delle grandi competenze, cioè richiedono studio ed esperienza anche da parte degli amministratori, proprio per evitare di assumere delle decisioni che non sono corrette e che sono determinate dall'inesperienza. Ecco, qua si pone anche un problema, tra l'altro, perché da un lato
la carica non è ripetibile, cioè l'incarico non può essere rivestito per un tot di mandati, quindi ci sono molte figure di sindaci che hanno maturato un'esperienza incredibile in situazioni particolari, in contesti anche molto particolari, onesti, quindi premesso che siano onesti, perché altrimenti quella deve essere la premessa indiscutibile, non dovremmo neanche parlarne. Esatto. Ecco. Poi non possono essere più rieletti o non vengono comunque rieletti, e sono delle competenze che vengono lì, vengono perse in qualche modo. Però effettivamente uno non può vivere nell'ambito della politica, è un controsenso, però questo fa anche riflettere su certe cose, perché sennò ci troviamo sempre delle persone che incominciano ex novo, che ci mettono un tot di tempo, che possono commettere anche degli errori madornali in buona fede, ma non riuscire a gestire situazioni, questo a vari livelli della politica. È verissimo quello che stai dicendo, e il ruolo di ANCI Veneto, dove all'interno ci sono amministratori dei comuni, è proprio un po' quello, cioè chi ha maturato delle esperienze deve metterle a servizio degli amministratori. Ad esempio nel mio caso l'alluvione appunto del 2010 sicuramente è stata un'esperienza che mi ha formato e che mi ha permesso di avere un'esperienza che adesso tramite ANCI Veneto sto mettendo a disposizione degli altri, con la realizzazione appunto di questo vademecum, di questo prontuario per i sindaci, con l'aiuto naturalmente dei nostri tecnici che sono bravissimi. Si vuole proprio fare questo, chi ha vissuto l'esperienza metterla a disposizione degli altri proprio per affrontare le calamità. E la settimana scorsa come ANCI Veneto ci siamo recati nel comune di Lavarone e abbiamo incontrato gli amministratori dei comuni che hanno avuto appunto la calamità che li ha colpiti questa tempesta, questo tifone che ha annientato una parte del nostro territorio bellunese. Allora noi nel nostro piccolo, con le nostre competenze, ci siamo rapportati con gli amministratori proprio per dare delle indicazioni su come muoversi, su cosa fare, e la funzione deve essere proprio questa, quella appunto di dare un supporto. E chi ha fatto soprattutto il sindaco o l'amministratore comunale, è chiaro che poi negli altri livelli, che potrebbe essere la provincia, che potrebbe essere la regione, che potrebbe essere anche il Parlamento, può portare la sua esperienza. Ecco che secondo me fare un percorso, il cosiddetto cursus honorum, per cui prima di diventare magari parlamentare o consigliere regionale, aver fatto l'amministratore in qualche comune prima come sindaco, oppure aver anche fatto l'amministratore in provincia, ti aiuta e ti fa capire che cosa stai facendo e cosa sei lì a fare, proprio perché l'esperienza che tu hai maturato prima puoi metterla a frutto anche per altri contesti più ampi. Secondo punto la sua esperienza, in quest'ultima situazione i comuni hanno fatto quello che potevano fare, che era giusto fare, si poteva fare di più, c'è stato qualcosa che non ha funzionato, oppure la macchina è andata, si è innestata perfettamente nei tempi corretti? Guardando dal di fuori, cercando di guardare dal di fuori, perché quando si è coinvolti direttamente, credo che gli impegni siano talmente tanti che non c'è neanche modo di analizzarli. Premesso che chi abita in montagna e le persone che abbiamo visto coinvolte da questa calamità hanno una dignità, una compostezza, una serietà, per cui si rimboccano le maniche, non protestano. Veramente ti rendi conto di che persone ci sono, temprate, brave, capaci, che nonostante tutte le calamità si rimboccano le maniche e ripartono, quindi non sono lamentosi, non è chissà che pretese, semplicemente hanno bisogno di aiuto, però veramente ribadisco il concetto, persone di grandi dignità. E noi abbiamo cercato appunto di dare un minimo di supporto e come sempre quando c'è una calamità è difficile da gestire, perché poi magari gli aiuti non, insomma, ci sono a livello tecnico, magari qualcosa può sempre non funzionare, perché è tipico della gestione di una calamità, dell'emergenza. Però secondo me c'è una bella differenza rispetto al 2010, cioè quando noi nel 2010 per la prima volta abbiamo visto il Veneto in ginocchio, per cui c'era stata tutta una serie di situazioni di criticità un po' tutto il Veneto, perché i fiumi erano collassati in più punti, quindi più alluvioni, più frane. Rispetto quindi a quella data, a quegli episodi, oggi ci siamo trovati anche con una regione Veneto più organizzata, con una sensibilità diversa da parte dei cittadini, con degli amministratori che vediamo più pronti rispetto al passato. Quindi secondo me dall'esperienza che abbiamo avuto nel 2010 questa volta abbiamo imparato, anche in termini ad esempio di allarme.
Infatti questa è un'altra cosa. È stato dato l'allarme sulla scorta delle previsioni che c'erano, perché sono stati naturalmente applicati dei modelli matematici che hanno permesso di stabilire che cosa sarebbe accaduto in prospettiva, e sulla base di quelli poi la Regione Veneto si è mossa. Questo rispetto al 2010 è avvenuto oggi. Nel 2010 è stato un po' più difficoltoso perché secondo me non si era pronti. Quindi adesso si è fatto il possibile per quel tipo di calamità che si è presentata? Secondo me c'è stata, per carità, con tutti i limiti, con tutte le difficoltà, le criticità, però c'è stato un approccio diverso rispetto agli anni del passato sicuramente, da parte di tutti. Ed erano state fatte nel frattempo delle opere che sono servite, tra le altre cose. Quello senza ombra di dubbio. Poi ci vuole anche un po' di fortuna. Però al di là di questo sicuramente, io parlo per il Bacchiglione in particolare, in questi anni sono stati fatti gli interventi proprio per rinforzare anche gli argini. Nel 2010 avevamo una situazione in cui si proveniva da anni di incuria e di abbandono, e improvvisamente ci si è accorti che non si era fatto niente, quindi bisognava recuperare decenni in cui non si è fatto assolutamente niente. Protezione Civile interviene nei casi di emergenza, solo in casi di emergenza, oppure poi adesso mi sembra che sia stata convocata per riuscire anche ad aiutare a ripristinare lo stato dell'arte, perché ci sono strade importanti che devono essere comunque messe a posto? Allora, la Protezione Civile, e parlo poi in particolare per i nostri volontari con la divisa gialla, sono sempre operativi, e a loro naturalmente va il ringraziamento, perché sono persone anche qui formate, preparate, quindi fanno dei corsi, non sono improvvisati. Esatto, questo è bene di ricordarlo, perché bisogna ricordare che siano i volontari. Esatto, bisogna anche ricordare in occasione delle calamità di evitare di dire, e lo dico anche ai nostri amministratori, fare appelli generici, venite ad aiutarci, perché il rischio è che magari poi qualcuno arriva di buona volontà, si fa male, chi risponde? Allora ci vogliono, per carità, senza mettere in discussione la buona volontà delle persone, ci mancherebbe, ci sono tanti modi per mettersi a servizio, però abbiamo tanti volontari preparati che fanno corsi di formazione, che sono pronti a gestire le emergenze. È bene chiamare quelli, quindi attivare attraverso la regione, attraverso le province, la disponibilità appunto del nostro volontariato. Ed è un volontariato questo che, per ritornare alla domanda, in tempo di pace, tra virgolette, quando non ci sono le calamità, si forma, si prepara e fa attività di prevenzione. Attività di prevenzione che dovevano fare anche gli amministratori nei confronti dei cittadini, spiegare un po' come comportarsi, cercare di avere un piano di protezione civile. Esatto, ritorniamo sul piano di protezione civile, che non è ben presente. Ogni amministratore, ogni sindaco deve avere un piano di protezione civile che indica tutta una serie di operazioni che devono essere fatte in occasione della calamità, che indica categorie di persone in difficoltà verso le quali bisogna intervenire, che indica i luoghi dove le persone vanno radunate, che indica i mezzi di cui si dispone, cioè fa un quadro della situazione che ritorna utile appunto nel momento della calamità. E tra l'altro, quando si verifica un fenomeno calamitoso, la magistratura, se ci sono delle responsabilità, la prima cosa che va a vedere è se un sindaco ha un piano di protezione civile aggiornato. Addirittura. Aggiornato cosa vuol dire? Che tiene conto dei cambiamenti che magari ci possono essere in termini organizzativi, che tiene conto delle criticità del territorio, che tiene conto della strumentazione, cioè bisogna essere al passo con i tempi, proprio per dare tutte le indicazioni ad un sindaco quando si verifica qualsiasi tipo di fenomeno che mette a repentaglio il territorio e naturalmente in primis i cittadini. Nel caso lontano da qui, quindi in Sicilia, in cui si è verificato dei morti in modo particolare, lì addirittura c'era la villetta abusiva. Lì c'è comunque una responsabilità del sindaco di non aver attivato. Ma io penso che sia un sistema che ha delle responsabilità. Allora, il cittadino che sa benissimo di avere una casa abusiva dovrebbe abbatterla. Lo sappiamo che non neanche parlarne. E quindi, ma il sindaco non mi ha detto, doveva dirmelo. Allora, a un certo punto ci prendiamo in giro. Se tu sai che la tua casa è abusiva, a un certo punto la batti, non è che la lasci là, aspettando. Ma il sindaco è responsabile? Il sindaco si deve attivare una volta che rileva una situazione di irregolarità, deve intervenire, quindi non può far finta di niente, e quindi ci deve essere anche il sindaco responsabile. Poi ci deve essere magari una magistratura che nel momento stesso in cui si attiva deve attivarsi nei tempi idonei e opportuni, non naturalmente dopo decenni. Quindi c'è tutto un sistema che deve funzionare. Quindi il cittadino ha la sua responsabilità, l'amministratore pubblico ha la sua responsabilità e la magistratura deve agire nei termini. Quindi
tutti devono rispondere, non è che poi sempre il sindaco che rimane con il cerino in mano, sempre colpa del sindaco, non è proprio così. Assolutamente, no, perché poi è stato domandato a tutti i sindaci di presentare un piano degli abusi, no? Ma quello si fa sempre? Però pochissimi hanno risposto, sembra. In realtà è un obbligo che hanno tutti gli amministratori attraverso il segretario comunale, gli uffici tecnici, che devono comunicare alla procura se ci sono eventuali fattispecie di abuso, quindi è una cosa che deve essere fatta. Cioè qui diamo per scontata, cosa che invece non è assolutamente in altre Perlomeno parti. nei comuni veneti questo avviene. Certo, infatti. E tornando a questo, i costi anche della protezione civile e gli investimenti che possono essere fatti, se anche in questa manovra è previsto qualcosa per quel che le riguarda? Allora, per protezione civile noi dobbiamo appunto intendere tutta la strumentazione che noi diamo, i mezzi, la formazione che dobbiamo impartire al personale. La tecnologia che è importantissima per sicuramente, le istituzioni che devono funzionare, perché c'è un Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, perché c'è la Regione, perché ci sono le province, perché ci sono i comuni, quindi c'è un sistema di protezione civile che si deve muovere e questo sicuramente ha dei costi, come le risorse che dovrebbero essere destinate per la comunque salvaguardia del territorio, quindi non strettamente magari protezione civile ma legato al territorio, ma sicuramente è connesso. Quindi ci sono dei costi per la sicurezza, per poter prevenire le emergenze, per poterle gestire quando si verificano e per gestire poi anche tutto il post. Ed è chiaro che vanno investiti dei soldi. Ce ne sono a sufficienza oppure c'è una carenza anche Secondo me non è mai a sufficienza, per un paese come il nostro poi. Se io penso, la Regione Veneto ha chiesto 1 miliardo per sistemare le strade, e lo Stato italiano ha stanziato milioni di euro, cioè questo è il rapporto per tutto lo Stato italiano, si capisce bene che una parte marginale si riesce in qualche modo ad affrontare. Io spero che ci sia una maggiore sensibilità. Allora certe manovre che adesso il governo sta facendo dovrebbero tener conto anche comunque della sicurezza del nostro territorio in primis. Assolutamente, però intanto le opere da fare, la viabilità sono in capo ai comuni, alla regione, alle province, chi deve cosa? Ognuno ha delle competenze, perché poi se pensiamo alla viabilità ci sono le strade comunali, ma poi ci sono le strade provinciali, ma poi ci sono le strade regionali, ma poi ci sono le strade l'ANAS. E quindi ognuno deve rispondere per la propria parte, perché abbiamo un sistema anche frammentato da questo punto di vista. Poi c'è chi le gestisce meglio, c'è chi le gestisce magari un po' peggio. Adesso, anche a seguito del crollo che c'è stato del ponte di Genova, adesso l'attenzione è ritornata per la viabilità, per le infrastrutture, quindi maggiore interesse e maggiore attenzione anche su quel versante. E si cerca sempre, ogni qualvolta si verifica una situazione di emergenza, poi correre ai ripari. Se magari sempre andare a tappare se magari sempre prima ci fosse un po' più di prevenzione, come sempre. Giusto per fare insegnamento anche ai cittadini che non sono onniscienti, il patto di stabilità vincola in qualche modo gli investimenti di un comune in bonus, quindi che ha delle risorse per poter sistemare, rimettere in sesto o fare delle opere importanti da questo punto di vista, oppure no? Beh, in questi anni l'abbiamo potuto appurare che il patto di stabilità, oggi si chiamano saldi di bilancio, ma alla fine sono la stessa cosa, ti pongono questi limiti di spesa per cui alla fine hanno inchiodato i comuni. Se io penso in modo particolare ai comuni del Veneto che hanno questi grandi avanzi di amministrazioni che non possono spendere. Ma non c'era stata una via di uscita? Adesso qualcosa si sta facendo, però se io guardo appunto agli anni che ci sono stati fino adesso, potevamo fare tanto di più. E abbiamo inchiodato un'economia del territorio e non abbiamo permesso ai comuni di intervenire sulle infrastrutture e poi i risultati si vedono. Anche adesso si potrebbe pensare da parte del governo, io lo dico con molta onestà, anziché destinare al reddito di cittadinanza quei miliardi, destinarli a investimenti e i comuni ne avrebbero tanto bisogno e quindi mettere in moto l'economia e creare lavoro, piuttosto che destinarli alla sicurezza del territorio, che anche questo comporterebbe appunto lavoro, anziché spesa passiva, sarebbe una soluzione ad esempio. Però il reddito di cittadinanza, qui ci buttiamo più verso la politica, però insomma da figura di esperienza politica ne sa abbastanza, è stata la promessa per tutta una parte del nostro paese, per il Sud Italia, perché sappiamo che diciamo, una forza di governo è stata sostenuta anche da quello.
E sembra che, cioè, in base a delle valutazioni, potrebbe anche essere un fattore che in qualche modo va a smuovere un po' l'economia di un certo tipo, senza dubbio. Secondo lei? Beh, secondo me no, perché poi alla fine un'economia tu la smuovi se crei lavoro, se dai delle opportunità di espansione, se dai delle possibilità di crescita, e la crescita tu ce l'hai se rafforzi i centri per l'impiego, ma non come è previsto adesso, che comunque per rafforzarli ci vorranno come minimo 3 anni e comunque le risorse non sono mai sufficienti. E bisogna investire in termini di infrastrutture, di opere pubbliche, perché allora permetti di far girare l'economia. Bisogna intervenire in termini di sgravi fiscali, sempre il solito discorso, per cercare di incentivare poi il lavoro a tempo indeterminato e cercare di favorire in questo senso le aziende per le assunzioni, perché dare i soldi alle persone e magari dire anche dove andarli a spendere, io non la trovo una misura corretta che è destinata ad incrementare l'economia di un territorio, anzi. Assolutamente. Torniamo su questo, abbiamo la pubblicità, pochi secondi, poi siamo di nuovo con voi.